Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa in prefettura per parlare del piano scudetto, ma prima di guardare iscriviti al canale Notizie Napoli Calcio Ufficiale per restare aggiornato sulla quotidianità del Napoli. In primis l'annuncio dell'apertura del Maradona al pubblico per seguire la sfida contro l'Udinese, poi le parole del presidente De Laurentiis, l'entusiasmo. Il mio entusiasmo è immenso. Dopo aver sentito stupidate come De Laurentiis non vuole vincere lo scudetto. L'entusiasmo c'è soprattutto nel vedere la gioia che rappresenta per tutti quanti voi. Anche i napoletani hanno dato una grossa soddisfazione. Domenica eravamo con 4 pulmini e per la prima volta siamo rimasti bloccati davanti al famoso bar azzurro e alla sinistra avevamo le entrate piene dei distinti. Della curva B c'era una festa fuori, la gara della svolta. La partita del 5-1 contro la Juve mi ha fatto capire qualcosa. La gara contro la Juve vale lo scudetto. Averla battuta con così larga misura all'andata e 0-1 al ritorno mi ha fatto fare che soddisfazione. Lo striscione. Presidente più pazzo del mondo. Un po' di follia ci vuole. Altrimenti dove sta il partenopeismo? Non l'ho presa bene. Di più, benissimo. Ciclo vincente. Credo che il ciclo vincente si sia aperto già tempo fa, l'irregolarità costante ci ha penalizzato. Qualche volta siamo arrivati secondi e mi sento di averne vinti altri 2 di scudetti. Ho vinto scudetto dell'onesta, che è la prima regola della mia vita. Condivide le parole di De Laurentiis, lasciate la vostra opinione nei commenti e iscrivetevi al canale Notizie Napoli Calcio Ufficiale perché presto vi aggiornerò con le novità. Forza Napoli sempre e tutto per lei.